La mia nomina è del 2011, luglio, per verificare l'iter procedurale e autorizzativo del progetto di RFI 2010. Sono emerse immediatamente le criticità sia di impatto ambientale, sia di non condivisione col territorio e sia di costi elevati. Incontriamo il commissario governativo per l'alta velocità alta capacità Mestre Trieste nella sede di RFI. Ha affermato che nessun tracciato nuovo nel nord-est è utile e necessario. La mia ipotesi è la messa a modernizzazione della linea esistente, col superamento a Mestre della linea di Bivi, il raddoppio a San Polo, il raddoppio a Cervignano e l'eliminazione dei circa 30 passaggi a livello. Prima fase, al 2020-2022, per avere sia i treni merci che vanno per conto loro, che bypassano i centri, e invece l'alta velocità che va per conto suo. Poi preparare intanto il quadruplicamento e, se sarà necessario, io credo dopo il 2030, realizzarlo. C'è già uno studio di fattibilità per l'ipotesi che potenzia la linea esistente, che costerebbe circa 800 milioni contro i 7 miliardi e mezzo dell'alta velocità, spiega il commissario, e connetterebbe il nord-est con i corridoi ferroviari europei in costruzione. Ci sarebbe da riflettere sul corridoio mediterraneo numero 3, ex corridoio 5, perché il corridoio a monte delle Alpi, quello che parte da San Sebastian, Vienna, Budapest, è avanti moltissimo, quasi il 77%, rispetto invece al nostro corridoio numero 3, che è neanche il 28%. Però c'è un problema, che tuttora è in corso la valutazione di impatto ambientale sul progetto 2010, quello che lei ha sostanzialmente bocciato. Ho mandato le mie riflessioni al Ministro, è auspicabile presto un nuovo governo, un nuovo Ministro, e che sia lui, perché io non ho questi poteri, a sospendere l'istruttoria. Dopo aver incassato il consenso tra i sindaci del Veneto, il tracciato alternativo incontra il favore anche di quelli friulani, preoccupati per le conseguenze della valutazione di impatto ambientale tuttora in corso sul progetto 2010. Il sindaco di Bagnaria Arsa, che incontriamo insieme al sindaco di Torviscosa, è il portavoce del coordinamento di 22 comuni della Bassa Friulana. Nota fatta in questa maniera, perché l'alta velocità non serve. Attiviamo, come ha fatto il commissario, l'adeguamento della linea esistente, che sarà sufficiente per i prossimi decenni. Un esempio di infrastruttura sottoutilizzata e collo di bottiglia che ne limita l'uso è l'interporto di Cervignano, costruito negli anni '80, ampliato nel 2007. Il problema è raddoppiare da Udine a Cervignano, cosa che adesso non esiste, c'è un unico binario, perché da Udine fino al confine di Stato di Tarvisio, al valico di Tarvisio, la linea è stata inaugurata nel 2000 ed è già pronta, è già sufficiente per ogni esigenza, anche di incremento forte di merci che venisse dall'Austria, insomma. Oggi Cervignano è una cattedrale nel deserto, doveva portare migliaia di posti di lavoro e invece impiega una decina di persone, dice Giancarlo Pestarutti, esponente Notav. Osservando le carte, Trieste e il Carso sono esclusi dal tracciato proposto da Mainardi. Il decreto di nomina mio mi priorizzano la tratta fino a Ronchi regionali, quindi non ho competenze dopo, fino a Trieste. Un progetto per l'alta velocità che prevedeva una galleria di 27 km attraverso il Carso fu bocciato nel 2005, non superò la valutazione di impatto ambientale, spiega il WWF. Sulla direttrice est-ovest l'unica cosa che potrebbe aver senso sarebbe un collegamento diretto, facilissimo da realizzare, con costi irrisori, tutto sommato confrontati con quelli delle mega progetti di alta velocità, tra i porti di Trieste e Capodistria, perché la Slovenia a sua volta ha in programma da molti anni, con grosse difficoltà però a realizzarla, un raddoppio della linea tra Capodistria e Divaccia, che è il suo nodo ferroviario principale. La Slovenia per motivi finanziari ha rimandato la decisione sull'alta velocità e anche l'Ungheria prende tempo. Confindustria di Trieste guarda con interesse soprattutto al corridoio Baltico-Adriatico e all'autostrada del mare, che già oggi caricano sulle navi le merci provenienti dal sud del Mediterraneo. Sicuramente l'asse nord-sud è di grande interesse, perché consente di ridurre di 5 giorni di navigazione i percorsi di tutte le navi che utilizzano il canale di Suez. Quindi, un maggiore ruolo per il porto di Trieste. Assolutamente. Porto di Trieste, ma anche di tutti i porti del nord Adriatico, da Ravenna a Capodistria e anche Fiume, se la vedessimo in maniera più allargata. Più europea? Più europea.
Allora, professoressa Cristina Pronello, diciamo che lei è una dei più grandi esperti, insomma, di trasporti a livello europeo, insomma, la chiamano di qua e di là per dirla stua, docente al Politecnico di Torino. Ecco, abbiamo visto qui una situazione diversa, siamo in chiusura, vorrei che lei ci aiutasse a ragionare meglio, insomma, qual è il futuro dell'alta velocità secondo lei in Italia? Premettendo che non sono né di qua né di là, quindi do un parere puramente tecnico. Io sono un tecnico, quindi per definizione, come dire, non ho un'opinione politica, questo senza dubbio. Ho degli elementi tecnici, secondo me, da ricordare, perché sicuramente chi ci ha lavorato lo sa molto bene. C'è un fatto della domanda, le infrastrutture si costruiscono quando c'è domanda, per soddisfarla, e questo è un aspetto. Poi c'è l'aspetto dei costi. Vi do un dato. Nel 2007 avevo fatto uno studio comparato su tutto il mondo sulle linee alta velocità, quindi eravamo all'epoca Torino-Novara ancora, quindi vi do quei dati medi. L'Italia aveva un costo medio di costruzione, costo euro-chilometro, di 50,7 milioni di euro-chilometro, contro i 33 milioni di euro-chilometro in Giappone. Dando un'informazione aggiuntiva, in Italia abbiamo circa, sulla media del 2007, 40% di opere d'arte confronto all'85% di opere d'arte in Giappone, quindi è strano, dovrebbe essere molto più costoso in Giappone. Quindi questo è un dato strutturale che secondo me va considerato, perché è importante. La domanda, quindi, tutto sommato, oggi come oggi, bisogna dire che la collega da Bruxelles ha ragione, non c'è una domanda che dovrebbe giustificare l'opera in questo contingente momento molto delicato, ma ripeto è un fatto di cifre. I costi sono sicuramente molto elevati, la scelta della Germania di ammodernare la rete e laddove era troppo costoso intervenire sulle linee esistenti e portarle a 250 km/h è stata una scelta abbastanza saggia, perché permetteva di ammodernare la rete senza costruire nuove infrastrutture. A questo punto, con i dati alla mano, poi diventa una scelta politica. Se mi permette, mi dà mezzo minuto, vorrei ricordare la storia. L'Unità d'Italia 1861, si instaura il primo governo italiano e decidono che costruire una rete nazionale delle ferrovie sarà un elemento di coesione e un collante del Paese. Fu una grande scelta politica, spesero moltissimi soldi, ma aveva un suo perché, mettiamola così. Il fatto di collegare l'Europa, noi siamo già collegati senza dubbio, probabilmente in un contesto così difficile economico ci sono alternative percorribili prima di arrivare a grandi scelte di elevatissimi costi, per fare una sintesi molto rapida.